Sarà un pellegrinaggio via acqua quello che domenica riporterà a Venezia la reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio dopo la lunga diretta del 13 giugno. Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, seguirà passo dopo passo anche il ritorno alla Basilica della Salute dopo una settimana di devozione a Padova. Il viaggio verso la laguna inizierà alle 12. A partire dalle 10:30 invece comincerà la nostra diretta che salirà a bordo dei mezzi acqui dall'imbarcadero del Portello a Padova e seguirà il pellegrinaggio lungo il fiume Brenta, percorrendo le chiuse fluviali sino alla laguna, seguendo lo stesso tragitto che la reliquia fece nel 1652 quando fu donata alla Repubblica Serenissima e facendo alcune soste nelle parrocchie di Stra, Dolo, Mira e Oriago per un saluto alle comunità. Intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Francesco Moraglia e poi sarà trasbordata sulla Dogaressa Bianca, l'imbarcazione storica per accompagnare i pontefici in visita a Venezia. Lungo il Canal Grande arriverà poi alla Basilica della Salute per la messa solenne, che sarà sempre in diretta su Rete Veneta, atto conclusivo di questa straordinaria settimana di festa per Sant'Antonio.